Lui nasce come pittore, questo è importante, che colloca tutta quella che è la sua immaginazione, lui ce n'aveva tanta, la colloca nel spiegare quali sono i concetti importanti. In quest'opera, che è il manifesto del distributismo, il profilo della ragionevolezza, sentite come spiega con un'immagine, secondo me stupenda, il principio dello Stato distributista e delle corporazioni di arte investigativa. Lo spiega con l'immagine dell'arco architettonico, che vado a leggere. Qual è il principio dell'arco? Se volete, potete definirlo un affronto alla gravità, ma sarete più nel giusto chiamandolo un appello alla gravità. Quindi sta sostenendo l'arco, ma sta sostenendo l'incorporazione. Secondo il principio dell'arco, unendo in un certo modo delle pietre di forma particolare, la loro stessa tendenza a cadere impedirà che cadano. E sebbene la mia immagine sia solo un esempio, in larga misura vale anche per il successo di una più equa distribuzione della proprietà. A sorreggere l'arco è l'uguaglianza delle pressioni che le singole pietre esercitano l'una sull'altra. L'eguaglianza è al tempo stesso mutuo soccorso, ognuna soccorre l'altro, e mutuo impedimento, impedisce che l'altro cada. Quindi l'arco sta sorreggendo. Non è difficile dimostrare che in una società sana, qui il titolo originale non sarebbe proprio il profilo della ragionevolezza, ma sarebbe il profilo della sanità, the outline of sanity, quindi il profilo della sanità. Non è difficile dimostrare che in una società sana la pressione morale, vedete cosa dice? La pressione è la fisica, qui la pressione morale di diverse proprietà private, gli uomini, agisce esattamente allo stesso modo. Vedete che bellezza, quindi ci dà, ecco. Poi vi dico altre due immagini, perché lui usa molto questo, come usava il paradosso. Una delle cose, usava il paradosso certamente non per contraddire la ragione, ma assolutamente per rinforzare la ragione. Usava l'immaginazione per rinforzare la ragione. Attenzione, proprio qui la sua preziosità, il fatto che bisognerebbe riprenderlo e studiarlo davvero in modo serio, tra virgolette, poi anche su questo casomai mi dico qualcosa. È vero, sentite questo esempio, lui dice, fa esempio, per farcelo poi, in modo che se il concetto cade, rimane l'immagine che lo fa lo stesso con la proprietà. Allora, la proprietà privata, quindi diffusa, è come il bacino di un lago. La proprietà concentrata in poche mani è come la cascata. Tenete presente queste immagini qua. Allora, il bacino del lago è orizzontale, sta in una tranquillità di un ordine dispiegato nel bacino e rimane increspato più o meno dal vento. Si può fare anche della poesia, la farà anche Vincent McNabb dopo, che era un teologo e anche poeta. Quindi si completano questi grandi lettori. La cascata che cos'ha? Cos'è il pericolo della cascata? È l'anarchia, esattamente il capitalismo. Poi produce disordine, produce fragore e soprattutto è inarrestabile. Pensate a questo concetto che è espresso anche in un altro libro, Eugenetica e altri mali, un libro straordinario, su questo ci ho scritto anche, ho fatto un DVD su questa cosa, ecco, per dire. Sono concetti completamente diversi, per dire che una è l'arbitrarietà, la sfrenatezza dell'anarchia, la cascata, mentre la proprietà è il bacino naturale di un lago. Però mi leggo quello che dice lui. È vero che quando il capitalismo supera un certo confine, lui lottava contro anche il latifundiismo, perché era la negazione della proprietà, e la proprietà naturale è quando è diffusa, laddove è concentrata, nega come il latifundismo. Diceva Rothschild, Rockefeller, quei grandi di allora, non sono proprietari, perché il latifundista non è proprietario, non ha capito niente della proprietà, che la proprietà deve essere piccola, ben definita, limitata, propria. È vero che quando il capitalismo supera un certo confine, i frammenti della proprietà sono assai facilmente divorati e chi è piccolo viene divorato dal grosso, quello che è accaduto nella nostra società. In altre parole, è vero quando le piccole proprietà sono poche, ma è falso
diverso quando sono molte. Se sono molte, allora fanno come l'arco, si sostengono. Se sono isolate, chiaro che quando sei isolato diventi preda del poco, i più grossi. È come, ecco qui l'esempio, usare l'esistenza del Niagara, quindi della cascata, per dimostrare che non esistono laghi. Sapete che bella bellezza straordinaria. Basta inclinare il lago, allora il lago, che è il bacino naturale della tu lo inclini, diventa verticale, diventa come una cascata. Basta inclinare il lago e tutta l'acqua scorrerà in una direzione e basta. Proprio come la tendenza economica rappresentata dalla disuguaglianza capitalistica. Lasciamo che il lago rimanga lago e niente potrà impedirgli, sentite la bellezza, di conservarsi tale fino al giorno del giudizio. Voi capite che non c'è il lago, non c'è niente davanti a noi tranne un monotono deserto di standardizzazione. Cioè l'intendeva la standardizzazione e l'omologazione, esattamente quello che stiamo dicendo oggi. Cos'era la standardizzazione e l'omologazione? Era il frutto, lo diceva qui, del bolscevismo e del grande capitale. Ma è strano che alcuni di noi abbiano scorto una soluzione equilibrata, anche se ancora solo in una visione, diceva, mentre gli altri vanno eternamente incatenati all'espansione senza libertà e al progresso senza una speranza. Con un'altra immagine diceva: noi stiamo vivendo le favole delle 1001 notte. Voi avete presente la principessa Scheherazade che va davanti al Gran Sultano per cercare di, che se si fosse addormentato questo qui avrebbe decapitato lei come aveva decapitato le altre. La storia delle 1001 notte è questa qui. Allora, chi era il Gran Sultano? Era il capitalismo, che ci faceva raccontare le favole da Scheherazade, che era il bolscevismo, oppure il socialismo. Io vi citerei l'ultima immagine, ecco, che è quella dell'aerostato. Allora c'era l'aerostato, parliamo degli inizi del Novecento. L'aerostato configura esattamente cos'è il capitalismo e dice così: oggi la concentrazione commerciale ha molti punti in comune con un grande aerostato. È gonfia, ma di leggerezza. Sale e tuttavia va alla deriva, ma soprattutto è piena di gas, e generalmente gas velenoso. Tuttavia, la somiglianza più rilevante è che la più piccola delle punture, potrebbe essere la piccola proprietà di questo punto, fa sgonfiare il più grande degli aerostati.